Tanti timori, senza paura di scrivere in maniera formale, eccetera. Il forum deve essere anche abbastanza easy, una cosa molto easy, molto facile, no? di interazione. Ma solo per farvi capire come il sistema sia talmente modularizzabile e componibile rispetto ai vostri fabbisogni, ai vostri interessi, che potete costruirvi voi il vostro percorso. Artigiana, sono artigiani, scultori in zucchero. È un'attività un po' particolare, è un settore strano. Scultore in zucchero, lavoro artistico. Siamo gli unici a produrre in Italia ormai. Tutte le decorazioni che vedi sulle torte. Uno pensa che sia facile da fare. Mi chiamo Susanne Michele, sono fratello di Cristian e lavoriamo nell'azienda di mio padre e mio zio, che sono i soci fondatori, attualmente ancora la stanno mandando avanti, diciamo, ecco. La società si chiama Somme, che opera nel settore edilizia, siamo in industria metalmeccanica e lavoriamo nell'edilizia e realizziamo gli involucri di edifici, in vetro. Sentiamo un po' i palazzini. Io sono responsabile dell'ufficio ingegneria, quindi sarò una scorsa un po' più tecnico. Per aggiungere un po', per completare il quadro dell'azienda, sono due fratelli che attualmente la gestiscono. Quindi diciamo il tema della serata è molto sentito, non ci sono diciamo, i genitori, quindi si accusa per i lavori che ci possono essere. E invece Sempre felice. No, io non ho l'autostima, sono a posto. Da vendere. se ti avanza, La vendo. Quindi la persona seria, cioè il figlio, anche se è figlio di, comunque è una persona nuova, cioè, quando vai anche a contattare sai che persona hai davanti, sai anche come importi, come c'è anche un'intimità, poi c'è una relazione all'inizio, poi mio papà ha delegato proprio, ma forse anche non è stato proprio così impatto, è venuta una cosa molto soft e mio fratello adesso non chiedono più di adesso proprio c'è completamente cliente e fornitore, tutto passa tramite, ma anche per le banche, no? Ma anche sono quelli che vogliono 1000 garanzie e comunque si trattano con me. Ascolta bisogni è affettivo, giusto come comportamento, questo è affettivo, giusto? Gioca con lui è affettivo, lo protegge è affettivo, capisce cosa è bene e male, prendersi cura di lui, conoscere è affettivo, contatto fisico affettivo, lo aiuta è affettivo, giusto? Perché? Questo bambino qua quando esce di casa sapete cosa fa sotto la macchina. Questo bambino qua quando esce di casa sapete cosa fa. Torna a casa quando vuole, quando sarà grande sapete cosa fa, quello che gli fa. Diciamo che gli pone anche delle regole. Siete d'accordo o no? Sì. Siete d'accordo o no? C'è una regola qua che gliela ha somministrato il padre? Nessuna. Beh, io cerco di mettere in piedi una strategia o qualcosa per tentare di affrontare o di risolvere questo problema. Però la domanda è se quello che metti in piedi va a creare una situazione ancora peggiore di quello che c'è?